3 di aprile, festa del Friuli. Una festa, una ricorrenza sempre importante e ancora più rilevante quest'anno per il 50° del terremoto. Questa coincidenza oltretutto ci ha portato ad assegnarla a un comune in particolare, a uno dei comuni simbolo del terremoto del 76, quindi al comune di Artegna, ma ricordiamo che Artegna sarà certamente la sede della manifestazione principale, ma in realtà queste celebrazioni coinvolgono tutto il Friuli Venezia Giulia e non solo il Friuli Venezia Giulia, visto che come al solito anche questa volta i bandi sono aperti anche per i comuni veneti friulanofoni che possono aderire alle nostre risorse, possono attingere alle nostre risorse per celebrare degnamente quella che è la ricorrenza più sentita e identitaria del Friuli Venezia Giulia. Diosa festa con 200 events, ma soprattutto con un evento principale che è quel di Montenars d'Artigna. Quindi una grande festa per tutti i Furlans, la 49esima festa, che è di ricordarlo, che abbiamo fatta tra l'altro proprio dai questi, di cui che l'ha fondata questa festa, quindi perché con Placerean, Francesco Placereani, che era di Montenars, ma soprattutto alle questi lì che purtroppo è stata la grande tragedia del terremoto e la grande ricostruzione, perché quindi riguarda anche questa situazione che ha avuto i Furlans come protagonista, non nome dal momento della ricostruzione stessa, ma anche facendo scuola, ecco, di ciò che vuol dire far risorgere un territorio.